Grande successo e considerevole risposta di pubblico anche quest'anno per la Marcia dei Fiori, giunta alla sua quinta edizione. L'evento sportivo, dedicato alla memoria di Alessandra Burigatto, si è svolto domenica mattina 3 aprile nell'ambito della manifestazione Piazza in Fiore, un appuntamento diventato ormai fisso nel comune di Concordia Sagittaria. Secondo gli organizzatori, il gruppo sportivo istantaneo, più di 1 migliaio di persone si sono iscritti a questa marcia non competitiva. La marcia ha un'importante valenza benefica. I fondi raccolti andranno ad aiutare la casa famiglia La Grande Quercia di Portogruaro. Quest'anno al nastro di partenza si sono presentate anche le mamme e le ostetriche appartenenti al comitato I Fiocchi Sopra le Gru, che sta raccogliendo firme per la riapertura del punto nascite di Portogruaro, chiuso dallo scorso agosto ufficialmente per mancanza di personale. Prima di liberare al cielo dei palloncini rose celesti, simboleggianti il diritto alla salute dei bambini, le donne del comitato hanno sottolineato come per cambiare le cose non servono grandi gesta, bensì i piccoli gesti dei singoli che insieme fanno la forza. Per questa ragione si invita tutta la cittadinanza non solo a firmare la petizione per la riapertura del punto nascita in riva all'Emene, ma a partecipare al sit-in che si terrà lunedì 11 aprile davanti all'ospedale San Tommaso dei Battuti, dalle ore 9 alle ore 17. Alle ore 11:30 sono attese le autorità politiche e sanitarie per ricevere le dovute risposte sul futuro del nostro ospedale. Le organizzatrici del sit-in tengono a far sapere che la loro iniziativa davanti all'ospedale non ha alcun colore politico, ma vuole essere unicamente un'occasione per tutta la politica del territorio di essere vicina e attenta ai diritti dei loro concittadini. Si dicono anche stanche di meri annunci politici e vogliono un confronto chiarificatore.